Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3, rientriamo in diretta per tirare le fila di questa nuova giornata contrassegnata dall'emergenza ormai infinita del coronavirus con tutte le sue sfaccettature, con i fatti di cronaca di giornata su tutti, la bomba d'acqua che si è registrata nel pomeriggio a Pederobba. Tra l'altro a Pederobba torneremo anche fra qualche decina di minuti. C'è anche una notizia che irrompe proprio in questi minuti, in queste ore. È morto oggi a Verona Stefano Bertacco, senatore di Fratelli d'Italia e assessore ai servizi sociali del comune. Bertacco si è spento all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove era stato ricoverato d'urgenza per l'aggravarsi del tumore che lo aveva colpito l'anno scorso. Aveva 57 anni, cresciuto politicamente nel movimento sociale italiano. Bertacco era poi confluito in Alleanza Nazionale, poi in Fratelli d'Italia. C'è anche una nota di cordoglio di Giorgia Meloni. Il 15 marzo scorso si era parlato molto di Bertacco a livello nazionale perché aveva postato un video potente sui social. Se l'era presa con chi era stato immortalato ad affollare la zona del lago di Garda. Rivediamo insieme quel video che aveva fatto discutere e aveva scosso molto le coscienze. È da novembre che combatto con un cancro. Sono 12 giorni che resto a casa per il problema del coronavirus e oggi per l'ennesima volta sento che sul lago di Garda, da Peschiera fino a Garda, è pieno di gente, che la gente corre sul Lungadige, che la gente non sta in casa e non rinuncia a nulla per il proprio egoismo, per il proprio disinteresse verso gli altri, verso chi oggi è in strada, negli ospedali, nelle sale di rianimazione, per cercare di salvare vite umane. E voi cosa fate? Ne compromettete tante altre. Credete che non abbia voglia nemmeno io di andare a fare una passeggiata? Potrei giustificarlo pensando, non so ancora quale sarà l'esito della mia malattia e forse potrebbe essere una delle ultime passeggiate che potrei fare. E invece sono qua, a casa, resto a casa, perché ho troppo rispetto delle persone e soprattutto della vita altrui. Allora fatela finita, perché ve lo dico chiaramente, in maniera molto diretta, mi fate schifo. Non potete essere così chiusi, ottusi, a non vedere, a non capire che siamo in una situazione difficile. Questo l'appello che aveva fatto il giro dei social e non solo di Bertacco. C'è anche il cordoglio, lo vediamo dal PC del sindaco di Verona, Sboarina. Ciao Stefano, il dolore è troppo profondo, non trovo le parole. Sei stata una persona speciale, è stato un privilegio essere al tuo fianco fino all'ultimo istante. Ti porterò sempre con me, ti voglio bene, il sindaco di Verona, Sboarina. Se ne va quindi un pezzo importante della politica scaligera. Questo in apertura ci sembrava giusto darvene conto. Un altro fronte caldissimo che ha dominato le cronache per tutta la settimana è stato quello della rivolta alla caserma Serena di Casier. Oltre 300 migranti si trovano nella struttura. Alcuni di loro hanno appunto inscenato una rivolta, arrivando anche a bloccare, a sequestrare, sarà poi la magistratura a compiere le indagini del caso, alcuni operatori socio-sanitari. Perché? Perché tra di loro un operatore è stato trovato positivo al coronavirus. Da lì l'isolamento della struttura. Poi è stato trovato un secondo soggetto, un ospite nigeriano di 34 anni. Da lì la tensione è salita a 1000 e ci sono stati i tafferugli che abbiamo visto e che vi abbiamo documentato come Antenna 3 in diretta. È scoppiato un caso politico di fatto, perché succede quando si nasconde un po' la polvere sotto
il tappeto e quando sostanzialmente per tanti mesi si parla solo di un argomento per ovvie ragioni. Di fatto adesso stiamo ripartendo, sta ripartendo la socialità, l'economia e riprendono anche i vecchi problemi enfatizzati sicuramente dal Covid-19. Per parlare della caserma Serena e della questione migranti siamo collegati con Massimo Bitonci, deputato della Lega, lo conoscete tutti, è uno degli uomini simbolo della Lega in Veneto, già sindaco di Cittadella e di Padova, e con Antonio Silvio Calò, il professor Calò, che è stato insignito qualche tempo fa ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Mattarella per l'esempio, leggo testualmente, di civiltà e generosità che ha fornito, aprendo la sua casa a 6 giovani profughi giunti nella provincia di Treviso dopo essere sbarcati a Lampedusa. Quindi buonasera a entrambi i miei ospiti. Buonasera Bitonci, buonasera Calò. Buonasera a voi. Buonasera. Ecco, la rivolta è stata sedata, oggi la situazione a Caser era tranquilla, ma la polemica politica e anche istituzionale resta forte. Il sindaco di Treviso ha chiesto l'intervento del ministro Lamorgese e le forze politiche a Roma si sono mosse. La Lega cosa chiede, Bitonci? Beh, la situazione della caserma Serena è una situazione estremamente grave, come è già successo poi, perché non è la prima volta negli ultimi anni, a Cona, Conetta e in altri posti del Veneto, dove c'è stata e c'è una grande concentrazione di questi richiedenti asilo e dove sfociano queste proteste e queste rivolte, in questo caso direi anche estremamente grave. Io spero che ci siano anche degli accertamenti più approfonditi da parte della magistratura dei fatti, perché nel momento in cui questo tipo di protesta non è una protesta civile, ma si sequestrano delle persone e si spacca tutto e si rompe tutto all'interno della struttura, quindi con atti anche di violenza gratuita, io penso che questi atti vanno assolutamente condannati, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista giudiziario, perché ricordiamo che poi queste persone sono persone che sono assolutamente tutelate, sono persone che vengono mantenute all'interno di strutture. Certo che questo ragionamento deve andare e noi lo continuiamo a ripetere ormai da tempo, a rivedere sia la politica complessiva dell'immigrazione in Italia, ma anche il tema relativo agli sbarchi, perché ricordiamo a chi ci ascolta che con la nuova gestione Lamorgese, e questi sono dati ufficiali, quindi non contestabili, solo nei primi mesi di quest'anno c'è stato un aumento del 350% rispetto ai primi mesi dello scorso anno. Quindi vuol dire che anche quella politica che è stata fatta negli anni passati durante il governo in cui c'era ministro Matteo Salvini era una politica volta al contenimento degli sbarchi, e i numeri di questi giorni, è giusto anche ricordarlo, che numeri pubblicati, e ne ha parlato recentemente anche il ministro, di milioni di profughi pronti a sbarcare in Italia adesso che è arrivata la bella stagione e che quindi è più facile navigare e attraccare sulle coste dell'Italia, che nel bene e nel male è al centro del Mediterraneo e per la sua formazione geografica è un ponte naturale verso l'Europa. Quindi il tema si ripropone ogni estate, ogni anno. Noi pensiamo che questi sbarchi vanno bloccati e controllati, e sarebbe più opportuno chiudere degli accordi di carattere internazionale e anche con un contributo importante da parte dell'Europa, che non c'è, e l'abbiamo visto anche sui ricollocamenti, le grandi promesse di ricollocamento poi
dei migranti che arrivano in Italia non ci sono state a livello europeo, quindi con degli accordi che vadano a cercare di bloccare le partenze, perché legato a questo poi abbiamo visto negli ultimi giorni ci sono anche i morti. Quindi con intervenire sono, a monte. Con le partenze, lo dico anche a chi come il professore insomma, è stato insignito giustamente dal Presidente della Repubblica e ha fatto un atto importante di generosità, e insomma il plauso viene anche da parte nostra, però l'importante è che, insomma, che queste persone non muoiano in mare, se partono in quelle condizioni poi muoiono. Invece se ci cerca di aiutarli da dove vengono, anche qui l'Europa è stata assolutamente latitante negli ultimi anni, ha lasciato spazio aperto alla Cina che ha occupato l'Africa, quando l'Europa doveva pensare invece a politiche di sviluppo importanti, con forti contributi ai paesi del Nord Africa e dell'Africa. E qua apriremo una questione geopolitica, Bitonci, molto molto ampia. Vengo da lei, professor Calò. Lei è alfiere dell'integrazione in terra di Marca. Come ha giudicato queste giornate di tensione alla caserma Serena, e fa bene il sindaco di Treviso Conte a chiedere l'intervento del Viminale? Guardi, allora, la prima cosa che sento di dover dire è che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità in ordine a quello che è successo. E la seconda cosa che sento di dover dire è che tutto ciò non sarebbe successo se il modello di accoglienza diffusa fosse stato portato avanti negli ultimi anni. Questo bisogna ricordarcelo. Purtroppo tante volte ci dimentichiamo che l'Italia ha messo in piedi una grande rete di accoglienza diffusa anche attraverso i comuni, compreso anche il comune di Treviso, che è lo SPRAR, non dimentichiamocelo, e negli ultimi purtroppo decreti recenti anche del ministro Salvini, purtroppo pian pianino è stata messa in discussione questo procedere verso un'accoglienza appunto diffusa, graduale e con la possibilità di un inserimento. Detto ciò, che per me però è fondamentale perché cambia completamente la prospettiva, nulla toglie che bisogna avere il coraggio di denunciare le situazioni non corrette, ci mancherebbe altro, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Questo vale per le persone che vengono da lontano, come vale anche per me e per le altre persone. Cioè, qualsiasi persona che si comporta in maniera non corretta nei confronti degli altri è giusto che vada messa in discussione in ordine alle leggi presenti. Ma questo però è un problema, prima aveva ragione anche per certi versi il discorso portato avanti dal dottor Bitonci è giustissimo, è corretto, quando dice che il problema non è italiano, il problema è europeo, il problema è internazionale, il problema è complesso e non è una cosa che si risolve dalla mattina alla sera. Ci vuole una programmazione almeno di 20-30 anni, perché il tema dei profughi e dei migranti, lo sa benissimo anche il dottor Bitonci, non è un tema di ieri o dell'altro ieri, è un tema presente. Ed è un tema presente, e anche qua sono d'accordo, paradossalmente, però non siamo lontani io e lei, dottor Bitonci, quando pensiamo allo sviluppo dell'Africa. Però bisogna vedere che tipo di sviluppo dell'Africa, perché se l'Europa si comporta allo stesso modo della Cina, e cioè con lo sfruttamento e basta, e con una forma di schiavismo economico, è chiaro che io non sono d'accordo. Tanto è vero che più di una volta mi sono ritrovato a dire, davanti anche a un pubblico come Montecitorio, chi veramente vuole l'Africa libera, però bisogna volerla libera economicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, ma soprattutto anche militarmente, e tutto ciò comporta una pariteticità che attualmente
con l'Africa non esiste. E mi pare Quindi, di capire, professor Calò onorevole Bitonci, che ci siano, tra virgolette, delle affinità elettive, nonostante voi siate delle personalità. Un attimo solo, no, Bitonci. Chi è stato sindaco poi su 2 comuni sa benissimo quali sono i Esatto, problemi, e la demagogia non serve a nulla. Proprio da qui, ecco, mi pare di capire che le vostre premesse siano distanti anni luce. Lei parte, Bitonci, dal fatto di aiutarli a casa loro sostanzialmente, lei invece, Calò, parla di questa ospitalità diffusa, quindi di in qualche modo coinvolgere e responsabilizzare tutti i comuni. Sull'ospitalità diffusa, visto che ho fatto delle esperienze da sindaco su questo. Allora, io mi ricordo quando da sindaco di Padova che la Curia di Padova aveva lanciato una campagna di ospitalità diffusa perché, come vi ricordate, c'era quella occupazione della caserma Prandina in centro a Padova con più di 800 migranti, e quindi per cercare di trovare una soluzione si è cercato di trovare una soluzione offrendo alla popolazione questa ospitalità diffusa nelle famiglie. Purtroppo devo dire al professore che, a parte il suo caso e alcuni casi sporadici, le risposte che ci sono state anche da parte delle parrocchie, e lo dico da cattolico, è stata una risposta molto, molto poco significativa, cioè di qualche decine. E anche il progetto SPRAR, che io da sindaco leghista di Padova ho fatto, e lo dico senza nessun problema, nel senso che io trovo il progetto SPRAR un progetto comunque positivo, perché nel progetto SPRAR vanno i richiedenti asilo, e cioè quelli che poi otterranno o hanno già ottenuto, iniziato un certo tipo di percorso, e assieme a questo c'è un percorso scolastico, un percorso di integrazione e anche un percorso lavorativo, cosa che non c'è all'interno degli hub, cosa che non c'è all'interno della caserma Serena o prima a Cona, Conetta o negli altri hub che ci sono a livello nazionale. Cioè il processo di integrazione va fatto con progetti di questo tipo. Però devo dire, professore, che i numeri dello SPRAR sono numeri risibili, cioè sono pochissimi purtroppo rispetto a tutti gli altri soggetti che vanno a finire all'interno degli hub, e sono purtroppo degli sbandati, perché umanamente persone che sono mesi nel nostro territorio e non fanno nulla dalla mattina alla sera, cioè c'è una condizione anche psicologica molto, molto grave. Il fatto che questi ragazzi dovrebbero andare, perché visto molti di questi sono ragazzi, dovrebbero imparare la lingua, dovrebbero andare a scuola, dovrebbero iniziare un percorso lavorativo. Questo è il tipo di integrazione che io vedo. Altri tipi di integrazione sono molto difficili, perché le persone che arrivano qua poi sono persone che non hanno la possibilità di essere impiegate in determinati settori, proprio perché non hanno una specializzazione di carattere tecnico che serve soprattutto in questo momento. Professor Calò, lei è anche insegnante, tra l'altro un insegnante molto apprezzato. C'è un problema, un gap culturale, didattico-culturale? Allora, qua bisogna cominciare a chiarire una cosa. Intanto mi fa piacere, dottor Bitonci, che lei abbia ricordato lo SPRAR, mi fa enorme piacere. Però lo SPRAR purtroppo ha subito, le ripeto, ha subito dei restringimenti notevoli con gli ultimi decreti, ed è chiaro che quando hanno incominciato a restringere i margini di accoglienza, sia su un piano economico, sia su un piano di chi poteva veramente essere accolto, inevitabilmente si è creata questa situazione di cui anch'io sono perfettamente in linea, nel senso che se noi non facciamo un'azione di educazione, di accompagnamento, di conoscenza dei luoghi, delle leggi, della lingua e tutto quello che abbiamo sempre fatto. Allora, intanto il modello 6+6x6, che è il modello che sto proponendo, è diventato anche un progetto europeo. E guarda caso, questo progetto europeo ha come capofila il suo comune, il comune di Padova. E questo progetto europeo è stato approvato
E qual è il tentativo? È di dimostrare che l'accoglienza diffusa, e su questo le do pienamente ragione, deve essere distributiva nei confronti di tutti i paesi europei. Qua non ci piove, però si può fare, se si vuole si può, e si fa non attraverso le famiglie, perché sono convinto anch'io che le famiglie possono essere un'eccezione che conferma la regola, ma si deve fare attraverso i comuni. Allora ho immaginato che per ogni comune ci fossero massimo, un comune di 5.000 abitanti, massimo un nucleo di 6 persone gestito come era gestito attraverso lo SPRAR. Per un comune di 10.000 abitanti, massimo 2 nuclei di 6 persone, spalmati su 60 milioni di italiani, spalmati su 510 milioni di europei, la cosa sarebbe un po' diversa. E qui ovviamente, professor Calò, la questione giustamente è matematica. Scusi, finisco sulla questione che è. Allora, il problema però della complessità di cui lei faceva giustamente voce è una complessità reale, sono d'accordo con lei, non ci vuole demagogia, però la complessità reale ha bisogno di tempi molto lunghi nella attuatività delle cose. Non possiamo pensare con un click o con chissà quali gestioni improvvisate o improvvise di risolvere un problema così. No, va patteggiato insieme con gli altri, e qualsiasi patteggiamento sia, ecco perché io ci tengo moltissimo alla pariteticità tra l'Africa e l'Unione Europea, tra l'Unione Africana e l'Unione Europea, perché qualsiasi patteggiamento implica del tempo, e noi dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri cittadini, qualsiasi essi siano, adesso ai nostri cittadini trevigiani, che queste cose si risolvono con la concretezza dei fatti, sapendo di che cosa stiamo parlando, e soprattutto con la lungimiranza, perché queste sono persone, vorrei ricordarlo sempre, e ogni tanto ognuno di noi si deve ricordare che nessuno sceglie quando nascere, dove nascere e con chi nascere. Professor Calò, chiarissimo, le chiedo solo in 10 secondi, perché siamo in chiusura di questa parte. C'è la caserma a Serena, il problema è qui e ora, mi verrebbe da dire. Cosa fare a strettissimo giro di posta? Glielo chiedo in 10 secondi. Grazie. Io di sicuro riavvierei nel modo migliore lo SPRAR, che era già attivo qua a Treviso, e farei di tutto perché fossero distribuiti in gruppetti di 6. Tra l'altro, il discorso del lavoro, noi sappiamo benissimo che abbiamo un'urgenza enorme di personale non qualificato in certo modo, presente, che è stato richiesto anche da tantissime aziende agricole e non solo, di braccianti, che potessero essere, perché dopo il problema fondamentale di questa situazione sono gli invisibili. E chiudo, ricordiamoci che la questione degli invisibili non è soltanto dei profughi, ma anche purtroppo degli italiani. Grazie. Bitonci, grazie a lei professor Calò. Bitonci, cosa fare con la caserma Serena? Anche per lei 20-30 secondi. È sbagliatissimo avere degli hub vicino ai centri abitati. Io penso che sia un grave errore, è stato fatto a Padova, in centro a Padova, e ha creato dei gravissimi problemi. È sbagliato a Treviso, è stato sbagliato a Cona o Conetta. Cioè queste grandi aggregazioni di stranieri, di immigrati, di richiedenti asilo vicino alle città ha sempre portato dei gravissimi problemi. Io credo che l'integrazione diffusa è sì una soluzione, però professore, parliamo di piccoli numeri, perché guardi che lo SPRAR a Padova, quello che ho provato anch'io, era uno SPRAR per 50 persone. Qua parliamo di milioni di persone che possono arrivare nel nostro territorio. Questo è il problema più grave. Vanno distribuiti in Europa. È spaventoso quello, sì, ma l'Europa guardi che gli accordi sbandierati dal governo, e lei lo sa benissimo, proprio l'anno scorso, firmati a Malta dal ministro Conte e dal premier Conte e ministro Lamorgese, si sono rivelati un flop molto grande, cioè nel senso che alla fine i paesi europei dicono sì, accogliamo. Dopo, quando ci sono da distribuire i clandestini, gli immigrati che arrivano nel nostro territorio, dicono di no.
questa è la realtà. Quindi, dottor Bitonci, da questo punto di vista l'Europa non fa nulla. Sì, ma dottor Bitonci, lei ha ragione benissimo a dire queste cose, però dobbiamo sempre anche trovare delle soluzioni concrete, cioè delle soluzioni fattibili. L'accoglienza diffusa è possibile, se si vuole politicamente è possibile. E non sono avremo... d'accordo, i numeri sono molto bassi purtroppo. Ma già, quindi stiamo parlando di diciamo un'immigrazione molto pesante. Già il fatto che siate d'accordo è quasi una mezza notizia questa sera, quindi mi accontento di questo, e vi ringrazio per la civiltà e il pragmatismo anche di questo confronto. Grazie a Massimo Bitonci, deputato della Lega, e Antonio Silvio Calò, professore, lo conoscete tutti, alfiere dell'integrazione in terra di Marca. L'epicentro però della cronaca oggi è stata Pederobba, e a Pederobba torneremo dopo la pubblicità. Di nuovo in studio in diretta per andare a Pederobba. Lo avete sentito nel corso della nostra diretta e del nostro telegiornale. Oggi una bomba d'acqua, una vera e propria bomba d'acqua, si è abbattuta su Pederobba ed è stata una colata di fango di grosse proporzioni. Ci sono stati dei danni, ve li abbiamo documentati, ma per fare il punto della situazione, per avere un quadro aggiornato, siamo collegati via Skype con l'assessore comunale all'ambiente di Pederobba, Fabio Maggio. Buonasera assessore. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Qual è la situazione ora a Pederobba? La situazione è ora una situazione ancora in via di definizione. I danni sono ingenti, anche se siamo in fase di rientro. Moltissimi cittadini si sono dati da fare fin da subito, appunto scope e badili in mano, ma sono intervenuti immediatamente anche gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco e tutte le autorità coinvolte, a cui va un grande grazie insieme a tutti i cittadini, e che hanno consentito di riportare la situazione non alla normalità, ma quantomeno ad un livello di tollerabilità. Assessore, quando è cominciato il tutto, ci faccia un po' la cronaca. Noi intanto vediamo anche le immagini di questo fiume di fatto. Il tutto è cominciato nel primo pomeriggio, verosimilmente il grosso della pioggia ha colpito la sommità del Monfenera, con una vera e propria bomba d'acqua che è durata in realtà qualche decina di minuti, e da lì in poi è sceso un vero e proprio fiume di detriti che ha ostruito tutte quelle che erano le opere poste appunto a difesa del paese, e da lì in poi è stata l'apocalisse, come appunto mi ha preceduto prima il sindaco. Sì, infatti il sindaco Turato, Nicola Zanetti, nel TG di Treviso ha sottolineato proprio questo. È un termine molto forte, ma le immagini parlano da sole. Chi è intervenuto? Perché poi alla fine sul posto sono subito intervenuti i volontari, i vigili del fuoco, tutti si sono subito rimboccati le maniche. Devo dire che da amministratore provo tuttora una certa commozione e un grande orgoglio per quello che hanno fatto tutti i cittadini intervenuti, che si sono solidarmente stretti la mano e si sono rimboccati le maniche per cercare di aiutarsi l'un l'altro. Sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, la protezione civile, l'antincendio boschiva, appunto con le idrovore, per cercare di appunto estrarre l'acqua dalle cantine, dagli scantinati, dai garage, che era entrata copiosamente. Ma c'è già una conta dei danni? Avete quantificato? O è troppo presto? Non c'è una stima dei danni ufficiale ancora, naturalmente da domani mattina partirà la conta dei danni, che comunque sembrano essere estremamente ingenti, perché è stata colpita una gran parte del centro del paese, e con danni a case, abitazioni, ma anche ad imprese e aziende agricole. Le chiedo, lei è assessore all'ambiente, quindi conosce bene anche la tematica. È una questione di manutenzione del territorio, di cambiamenti climatici,
di un mix di tutti questi fattori. Parlando con uno dei proprietari di una delle case invase dal fango, ci raccontava: non è la prima volta che accade, è la terza volta in 10 anni che finiamo sott'acqua. C'è un problema, lo state risolvendo, cos'è successo? Ma guardi, noi come amministrazione comunale non abbiamo una competenza diretta in materia di reggimentazione idrogeologica dei fiumi, e questo va anticipato. Certo è che tutte le amministrazioni che si sono succedute nel comune di Pederobba hanno cercato di segnalare alle autorità competenti tutte le problematiche che in questi mesi, in questi anni sono emerse ancora con più forza a causa dei cambiamenti climatici. Oggi ci troviamo di fronte a un evento di portata eccezionale. È stata riversata una quantità d'acqua dal cielo alla montagna incredibile, lo vedremo e lo stimeremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ma certamente questo è un evento di portata eccezionale. Sicuramente come amministrazione comunale siamo impegnati da molto tempo nel cercare appunto di risolvere queste problematiche. Sono problematiche di competenza però di altri enti che questi eventi spero invitino e urgano ad intervenire. Tra l'altro questa settimana sono arrivati i dati di ARPAV a metà settimana relativi alle bombe d'acqua dello scorso weekend e di quella che poi si è abbattuta su Castelfranco Veneto, e sono dati record per Castelfranco Veneto. Si è trattato di un record quasi senza precedenti. C'è stata l'esondazione della Venale, l'esondazione del Muson dei Sassi in alcuni luoghi, della Brentella se andiamo verso il Montello, quindi è stato un problema generale, una settimana iniziata male e finita peggio dal punto di vista meteorologico. So che voi comunque come amministrazione state portando avanti anche un importante progetto, ce lo vuole illustrare, Assessore? Ma insieme ad altri comuni della Pedemontana, appunto della zona in cui si trova Pederobba, stiamo appunto presa la priorità e l'urgenza di intervenire su queste tematiche. Abbiamo deciso di attivare un percorso per la risoluzione attraverso un bando europeo che si chiama LIFE e che appunto consente e finanzia gli interventi in materia idrogeologica per reggimentare e prevenire questo genere di eventi. È un primo passo, ma come giustamente diceva il sindaco, noi siamo disposti a fare di più, ma nel limite delle risorse che hanno a disposizione i comuni. Oggi chiediamo veramente l'aiuto delle istituzioni e del governo, perché questa situazione si può risolvere solo con un intervento risolutivo da parte delle istituzioni che mettono i fondi su queste tematiche. Cosa che oggi peraltro ha ribadito lo stesso onorevole Baratto, che era presente sul posto, amministratore di Pederobba per tanto tempo. Però di fatto sempre lì arriviamo: per fare manutenzione, per fare una programmazione degli interventi servono soldi, e servono soldi veri. Servono soldi veri. E Assessore, ecco, lei ha fatto bene anche a ribadire, ma vorrei ribadirlo una volta di più perché ero presente a documentare la situazione. La risposta dei cittadini, dei residenti, degli operatori è sempre sconvolgente. In tempo zero ci si rimbocca le maniche e si, diciamo così, si tira quasi a lucido la strada che fino a pochi minuti prima era un fiume di fango. Glielo dico con un po' di commozione, da pederobese prima che da amministratore, è stata apre il cuore vedere questo genere di cose, e ringrazio i miei cittadini perché mi rendono orgoglioso di rappresentarli. Assessore, grazie per questo suo intervento. Naturalmente ci aggiorniamo nelle prossime edizioni anche per capire le proporzioni economiche, anche economiche, di questa bomba d'acqua su Pederobba. Grazie a Fabio Maggio, assessore comunale all'ambiente del comune di Pederobba. Siamo addirittura d'arrivo. Io vi ricordo soltanto i dati del secondo report di giornata della regione del Veneto con azienda zero che ho qui sul PC. C'è stato oggi soltanto un caso in più di positività
al virus è stato riscontrato all'azienda ospedaliera di Padova, quindi un solo caso positivo al coronavirus in tutta la giornata su tutto il territorio regionale, dove i casi attualmente positivi sono 755, i soggetti in isolamento domiciliare 847, non ci sono stati decessi, lo vedete, questo è importantissimo, nelle strutture ospedaliere. Rimane un soggetto ricoverato in terapia intensiva positivo al coronavirus. I soggetti negativizzati sono 12. Scorro sempre la tabella con voi, zero i decessi anche nelle strutture territoriali dove vengono trasferiti gli ospiti dagli ospedali per acuti. Quindi il trend è di continua diminuzione. Domani 15 giugno c'è un nuovo round di aperture, stando all'ordinanza firmata da Zaia nella giornata di ieri. Riaprono i cinema, i teatri, si torna quindi alla normalità. Per le discoteche, lo ricordo, bisognerà aspettare il 19 di giugno, ma per l'appunto c'è un ritorno graduale a questa agoniata normalità, che non è la normalità di prima, ormai lo abbiamo capito un po' tutti. Oggi Zaia, tra l'altro, è tornato anche sulla questione dell'apertura delle scuole che appunto potrebbero prendere il via il 14 di settembre, stando a quanto annunciato dal Ministero, ma ci sarà un tavolo ad hoc tra Stato e Regioni proprio per concordare la data. È tutto anche per oggi, per questa edizione straordinaria. Ringrazio in regia Andrea Basso e Alberto Piovesan. Buon proseguimento di serata.